venire qua. Uno, perché ovviamente il coordinamento trapianti vuole dimostrare in tutte le occasioni la sua vicinanza ad Aido, e questa vicinanza è anche nei fatti, nelle parole, nella collaborazione che stiamo portando avanti insieme. E due, perché non lo dobbiamo dimenticare, anche qui oggi, insomma, il Veneto è una realtà che ha avuto e sta avendo dal punto di vista dei trapianti uno sviluppo veramente importante. I dati di donazione di trapianto in quest'anno sono assolutamente confortanti. Oscilliamo tra la seconda e la terza regione di donazione d'Italia, quindi insomma con dei livelli assolutamente eccellenti, e abbiamo una posizione anche importante per quanto riguarda tutta l'attività dei trapianti. Stiamo molto sviluppando l'attività anche di donazione a cuore fermo, e in questo senso io ovviamente sono onorato di essere qua a Treviso, tra un po' verrà a salutarmi, del grande lavoro che stiamo facendo con la rianimazione di Treviso, con il coordinamento di Treviso, e lavoro che ha portato veramente allo sviluppo di questo tipo di attività, e qua vi già vi lancio un messaggio per il lavoro, quella della donazione sul cuore fermo, sulla quale abbiamo bisogno di affinare anche i nostri strumenti di comunicazione, nel senso che ovviamente, pur essendo una donazione, quindi in quanto tale quello è il suo valore, però è chiaro che abbiamo la necessità di fare capire alla popolazione che passa attraverso anche delle tecniche che sono diverse, quindi bisogna iniziare ad instillare questo tipo di messaggio, ci lavoriamo insieme piano piano. Questo è molto importante anche a livello nazionale. Non vi anticipo niente, ma nei giorni scorsi abbiamo fatto una cosa molto grande, non posso anticiparvi niente, vedremo un po' come va.